Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi riprendiamo un discorso che mi sta a cuore perché vedo che ci sono dei risultati, cioè più che vedo, mi contattano a me e Ilde per dei risultati che alcune famiglie hanno intrapreso, in senso positivo chiaramente, lavorando sui propri figli. C'è una signora che ha incominciato ad attivarsi, a portare i propri figli alla mattina, a fare ginnastica, a svegliarsi alle 7, 7 e mezza, fuori come alpini, e li porta a fare ginnastica, proprio mezz'oretta, e poi dopo ha incominciato a iscrivere la figlia e i figli a corsi di lingue, vedo che si sta muovendo, ha capito i propri errori nel passato, ha capito che c'erano delle catene grossissime e quindi adagio sta cercando di mettere una toppa in quei piccoli errori che ha fatto proprio perché in effetti non era solo lei che aveva fatto questa cosa, ma era stata consigliata e diciamo, non diciamo fagocitata perché il Marietto non le dice queste cose qua, ma vedo che, cioè, mi ha detto che purtroppo era stata mal consigliata dal suo compagno, no? Che sembrava quasi una sfida a ribasso, al posto di rialzo. E ho visto dei ottimi risultati, cioè lei mi ha parlato che sta avendo degli ottimi risultati sia col maschietto che con la femminuccia. E questo mi rallegra perché vuol dire che ogni tanto qualcuno guardando le pillole del Marietto ascolta e mette in pratica. Quindi buono, 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 ancora buono. Quindi per le persone che vedono per la prima volta questa pillola, il Marietto è molto attento alle questioni dei giovani, dei ragazzi, delle persone più deboli, della catena più debole, cioè dalla catena più debole, cioè dell'anello più debole della catena di una famiglia. E quindi a tutte quelle persone che gli manca un po' il coraggio di buttarsi, oppure sono un po' fagocitati da queste New Age, da questi tacchi 12, da queste borse Louis Vuitton, lasciate perdere l'investimento maggiore che un padre, una madre di famiglia possono fare è nei propri figli, che siano buoni, meno buoni, così così. L'importante è mettercela tutta. Poi il buon Dio, il karma, la cheta, gli angeli custodi, l'arcangelo, chiamatelo poi come volete, alla fine una mano la dà. Quindi bene, riprendiamo un po' il discorso, perché il Legare Veneto Veneziano hanno cioè, deciso di dare anche i circuiti in modo gratuito. Allora, la differenza fondamentale fra questi circuiti e ad esempio i numeri Busby, i numeri cosmici, è che questi circuiti si aggrappano, si condensano, si valorizzano con delle egregori che esistono già da millenni e sicuramente sono dei circuiti generici. È chiaro che chi si fa fare un circuito su misura con i numeri Busby su misura, chiaramente avrà sicuramente dei risultati su misura. I circuiti radionici sono praticamente come un vestito preconfezionato in fabbrica, non so, qualsiasi fabbrica che voi avete in mente, mentre un circuito fatto su misura è come se voi andaste su da un sarto e vi fate fare un vestito su misura. Chiaramente il risultato sarà differente. Quindi per tutte quelle mamme, per tutti quei papà che hanno un grande punto di domanda, si guardano in faccia, non dico che sono disperate le mamme perché il papà è sempre a farsi un cicchetto al bar, appena finisce di lavorare va a vedere la barista o viceversa. O la moglie è sempre attaccata su Face a cercare di chattare a destra e a sinistra per cercare l'angelo azzurro e via dicendo. Mica l'angelo azzurro della New Age, l'altro angelo azzurro, no? Signori, per tutte quelle persone invece che vogliono veramente costruirsi un futuro anche per l'Italia, il vostro Marietto consiglia di andare a vedere anche le pillole che avevo fatto precedentemente per smuovere un po' le acque. Comunque questo circuito che metto in pista serve per allontanare gli spiriti di povertà, di vittimizzazione. Quindi come quella mia cliente che ci ha messo 2 anni per partire, perché era un diesel, cioè il Marietto non le dice queste cose, però
da quando ha ricevuto il messaggio a quando gli è scattata la molla dentro, dopo 2 anni ha cominciato a vedere come si dice, movimenti e sta incominciando ad avere del successo notevole. Infatti l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto: pensa che c'è stata una persona che non ho mai visto in vita mia, mi ha fermato e mi ha detto che abbiamo una bella famiglia e questo fa onore. Sono sicuro che un giorno qualcuno gli dirà a questa signora: cavoli, avessi avuto io dei figli come i tuoi. E questo è il più grande complimento, soprattutto se viene da una persona che ha dei figli che sono anche brave a scuola, bravi così. Quindi, no, visto che Marietto ha stimolato in vari modi questo discorso, continuiamo su questa strada a tutte quelle mamme che ci tengono i figli, oltre a fargli il ciondolo magico, oltre a avergli fatto magari il circuito o magari anche il sigillo di Mosè 6, l'invito a anche attivare questo circuito che è gratuito, basta andare nel sito capitano, scaricare l'ebook, attivarlo e se ci sono degli spiriti di povertà, di vittimizzazione, sapete, ad esempio, capita spesso che le mogli o i mariti danno sempre la colpa all'altro, che l'altro paga gli alimenti, se non si fa così non si muove nulla. Insomma, sapete quelle cose da scaricabarili? Ma detto ne ha 60 anni, queste storie le sente da quando ne aveva 20, no? Non funziona la vittimizzazione. Voi dovete essere padroni del vostro destino. Quindi, per tutte quelle persone che si aggrappano sempre dando la colpa agli altri, perché loro sono sempre innocenti, no? Mentre magari andavano in giro con i tacco 12, il Marietto vi dice seguite le pillole di Hildegard e Marietto Veneziano e mi raccomando attivate i circuiti e vedete che da giornali qualcosa si muove. Comunque, se volete un custode, il legale Magneto Veneziano sono sempre disponibili 20 euro 45 minuti. Grazie e alla prossima!